Agrigento il consigliere comunale e presidente di commissione consiliare Pasquale Spataro, che ha già annunciato l'adesione a Forza Italia e al gruppo dell'onorevole Riccardo Gallo, ufficializzerà la sua adesione domani, domenica 6 novembre. Ad Agrigento, all'Hotel della Valle, in via Crispi, dalle ore 10 in poi. Ascoltiamo in proposito lo stesso Pasquale Spataro. Pertanto domani, domenica 6 novembre, sarà il giorno dell'adesione ufficiale al gruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Agrigento. Sì, dopo una breve parentesi da indipendente ho ritenuto opportuno prendere una decisione secca e ho ritenuto che il gruppo di Forza Italia fosse l'unico partito che potesse darmi quelle garanzie sul piano programmatico e sul piano politico. Per cui domani andremo a manifestare questa mia adesione al gruppo di Forza Italia, andando anche a rappresentare le motivazioni che mi hanno portato a scegliere Forza Italia piuttosto che altri partiti. La decisione è stata semplice sostanzialmente perché ho ritenuto che il gruppo di Forza Italia è l'unico gruppo moderato che esiste nel panorama politico nazionale e regionale ed è l'unico gruppo che non ha rigettato quelle che sono state le richieste da parte del popolo che le ha votate, per cui per rivendicare una poltrona, una poltroncina non si è passati nella direzione del Presidente del Consiglio e quindi del PD, e invece si è rimasti fermi nella propria posizione, una posizione che oggi è di opposizione, che però ha una linea comune che è quella dell'interesse della gente. Per cui domani invito tutti i sostenitori miei e i sostenitori di Forza Italia a venire a questa importante manifestazione che parte dalla mia adesione, che però sviscererà all'interno del suo svolgimento anche le motivazioni che porteranno al no di Forza Italia rispetto al referendum del prossimo 4 dicembre, andando a fare delle valutazioni di merito e non semplice propaganda elettorale. Invito quindi tutta la gente che vuole aderire a questo grande e nuovo progetto a recarsi domani all'Hotel della Valle alle ore 10. Saranno presenti alcune personalità di spicco anche del gruppo di Forza Italia e faremo insieme una linea programmatica di quello che sarà l'indirizzo politico amministrativo che andremo a intraprendere ad Agrigento e poi anche a livello regionale e nazionale.